Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 31 gennaio e quali sono le caratteristiche che gli influssi degli astri impongono su di loro a livello caratteriale ma anche a livello destinico. Prima però di addentrarci in questo approfondimento vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi anche al mio canale YouTube. Grazie sempre per il vostro sostegno e la vostra partecipazione. Dunque questi nati hanno anche loro, e con questo si chiude il mese di questo dominatore, la costellazione Acquario quale reggente del mese di nascita, dunque il dominio mensile di gennaio, insomma, è corrispondente alla costellazione Acquario. Abbiamo detto fin dall'inizio dell'anno, da quando abbiamo cominciato queste previsioni, che la costellazione Acquario dà delle caratteristiche particolari che però in questi nati sono un pochino meno evidenti perché la stella capo di questa giornata e dunque che corrisponde appunto a questi nati è Scorpione ed è di un elemento differente dunque dall'elemento a cui appartiene la costellazione Acquario. Pertanto gli influssi vengono un pochino mitigati, anzi trovandosi anche in posizione opposta, questa costellazione darà più che altro eh, dei contributi al negativo, diciamo così. Dunque prove e sicuramente difficoltà e qualche sacrificio aspetta nel destino di questi nati, spetta loro e sicuramente avranno di che impegnarsi per riuscire a conquistare una posizione sociale di un certo tipo. Inoltre dal punto di vista caratteriale, associandosi alla costellazione Scorpione, può portare disturbi alla circolazione e è possibile appunto qualche problematica agli arti inferiori e qualche infiammazione anche è possibile appunto che venga registrata da questi nati. Inoltre dal punto di vista caratteriale saranno più che altro molto intelligenti, questo sempre, capaci di addentrarsi molto nell'animo umano e di andare a fondo, diciamo così, anche degli stati d'animi propri e altrui, gli stati d'animo propri e altrui, e però porta una certa ambivalenza, sono un po' non sempre limpidissimi, non sempre trasparenti, spesso non dicono tutto quello che pensano, sebbene siano estremamente estroversi e di compagnia, con i quali tra l'altro si sta anche bene e si trascorre del tempo piacevole, sono dinamici, però hanno alcuni tratti caratteriali per cui hanno una certa furberia e un po' di malizia nel giudizio verso gli altri. Ad ogni modo, questi nati potrebbero avvicinarsi ad attività o lavori legati al campo medico, ma anche potrebbero alcuni di loro, magari neanche pochi, invece scegliere professioni nell'ambito militare o comunque nell'ambito delle forze dell'ordine, anche con un discreto successo. Come ho detto, dovranno attenzionare i problemi di circolazione, ma anche possibili malattie infettive. Infine, questi nati con ogni probabilità viaggeranno all'estero e possibilmente si trasferiranno anche all'estero, ma faranno ritorno in patria in genere nell'arco di 2 anni.
Dunque, l'ultima cosa legata a questi nati è che per loro sarà estremamente importante l'educazione che ricevono, poiché il loro temperamento estremamente estroverso potrebbe portarli anche ad atteggiamenti che li possono mettere in difficoltà. Perciò è importantissimo appunto che chi li educa tenga conto appunto di questa loro estroversione e insegni loro insomma a autotutelarsi. Bene, io con questo ho detto tutto, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, iscrivervi anche al mio canale. Vi ringrazio sempre e ci ritroviamo qui per la prossima condivisione domani. Grazie dalla vostra Hildegarda.